Allora, eccoci qua rientrati in studio. Da Pio La Torre al generale Dalla Chiesa, altre vittime, vittime illustri, importanti, eliminati dalla mafia, ma forse sui mandanti bisognerebbe andare a cercare un po' più a nord. Li stanno ancora cercando. Ogni tanto riaprono dei fascicoli, ma non riescono mai ad arrivare in fondo, perché evidentemente ci sono ancora dei sopravvissuti che sono interessati a mantenere celato il dilemma. Ma quello che vorrei sottolineare, perché sembra che la mafia sia un'entità, una specie di corpo separato all'interno di una società che si autogestisce e assorbe l'economia dell'area entro cui vive. In realtà non è così. La mafia esiste ancora nei tempi passati e aveva una sua fisionomia che somiglia molto alla descrizione che il Manzoni fa dei bravi. Sono quelli che incontrano Don Abbondio e gli dicono che quel matrimonio non sa da fare, no? È la stessa cosa. Ma chi erano i bravi a quell'epoca? A quell'epoca non esisteva lo Stato. Esistevano, nella descrizione di Manzoni, esistevano i grandi potenti, i nobili, che naturalmente avevano sotto di sé, quella era la polizia dei nobili, era l'organizzazione dei nobili per mantenere il potere nell'area entro cui loro gestivano i loro interessi. Quindi li chiamavano i bravi. Questo fenomeno non era tipicamente lombardo, ma era in tutta Italia, Sicilia compresa. Quindi questi sottomessi ai nobili, che compivano anche atti chiaramente di sopruso e di sopraffazione su richiesta della nobiltà e di chi aveva il potere a quell'epoca in Sicilia, è rimasto fino ai nostri giorni, cioè fino ai giorni di Totò Riina. Peraltro a questa tipologia mafiosa, che aveva poi anche una radice religiosa, perché si chiamavano anche con nomi di santi, eccetera, la vediamo improvvisamente comparire con lo sbarco di Garibaldi. È la mafia che aiuta Garibaldi a sbarcare. Ma guarda caso, a distanza di quasi 100 anni, è la mafia che aiuta a sbarcare gli americani in Sicilia, no? E se succede qualcosa è sempre colpa della mafia. Ma come evolve questa mafia? Che da gruppi di persone che sono adibite a fare delle cose poco piacevoli si raggruppano, si creano di gruppi di potere, ma sempre sottomesse al potere centrale, cioè il potere del barone, al potere del conte, eccetera. Il fenomeno cambia, arriva il fascismo e quindi il fascismo tenta di debellare la mafia, ma è insita se il fascismo vuole andare d'accordo con i conti e con i baroni, deve accettare anche l'aspetto mafioso, perché in Sicilia o in altre regioni la giustizia la si gestisce in questa maniera. E quindi avviene successivamente, dopo la guerra, che la mafia rimane senza padrone, ma come è stato detto prima, c'è una metamorfosi nella mafia. Di volta in volta che il potere cambia fisionomia, la mafia cambia e si allea, si sottomette, e allora abbiamo che la mafia incomincia a crescere in maniera esponenziale, e diciamo che la mafia del dopoguerra è una mafietta da pochi soldi. Parliamo del bandito Giuliano, parliamo del cugino che lo uccide, no? Quindi è una mafia che usa la doppietta, ma più di là non arriva. Improvvisamente la mafia si arricchisce. Improvvisamente la mafia diventa centro di potere e riesce ad andare sul mercato internazionale a commerciare droga. E bisogna avere soldi contanti, e tanti. E non basta solo andare in giro per i negozi a prendere il pizzo.
poche lire, non esiste una capacità così grande. E allora da dove trae questa cosa? Trae da un principio sacrosanto. Come lo Stato decide di aiutare il meridione. E nasce la famosa Cassa del Mezzogiorno. Allora, se voi girate il meridione e andate a chiedere paese per paese cosa ha fatto la Cassa del Mezzogiorno, parliamo all'epoca che veniva stanziato nel bilancio dello Stato mediamente dai 10 ai 20 mila miliardi, pari a 10 miliardi di euro di adesso. Ora abbiamo visto 10 miliardi di euro quanto pesano, parliamo di pensioni, dice occorre, abbiamo il tesoretto di 1,5 miliardi del nostro Presidente del Consiglio. Quindi parliamo di 10 miliardi di euro, pari a 20 mila miliardi dell'epoca. E bisogna ricostruire il Mezzogiorno. Avete visto cosa è stato fatto? Ogni anno veniva stanziata questa cifra e ogni anno veniva spesa. Ma non passava. Allora, ci sono delle opere pubbliche, del tipo facciamo il monumento ai caduti del terremoto di Messina, in cemento armato, quindi costo pressoché zero, no? Con delle cifre poi fatturate, pagate e tutto il resto. Non c'erano controlli. E in questo senso la mafia serve. Prende il denaro e lo restituisce ai partiti. E questo è stato l'inizio del potere della mafia. E la mafia è sempre sottomessa al potere perché dal potere trae grandi guadagni e trae potere a sua volta. Minore, ma lo trae. C'è a un certo punto un mafioso che gli gira la testa, forse ha bevuto un po' troppo, forse si dà arie, no? Si chiama il capo dei capi, serie televisiva di Mediaset, è una cosa casuale. Allora il capo dei capi dice non voglio essere più uno schiavo, sono io che comando qui. E abbiamo visto poi come la mafia da un certo periodo di tempo in poi comincia a imporsi, a gestire direttamente il potere, a obbligare i politici a gestirsi in una determinata maniera. Non voglio essere più sotto il tavolo, vuole mangiare con i grandi allo stesso tavolo. Questa è la mafia, quel tipo di mafia di 30 anni fa, 40 anni fa. La mafia ha preso il potere che gli spettava. È come il soldato dice io ho fatto la guerra, bene, l'ho vinta io, allora comando io. No? È un colpo di Stato dei generali, è la stessa cosa. E allora la politica si scolla. E allora cosa succede? Cominciano i grandi omicidi. Prima erano omicidi da poco, cioè vuol dire la persona che passa per la strada, quello che non paga il pizzo, quello che fa lo sgarro, quello che parla troppo, che fa la spia e quindi non dovrebbe farlo. Sono persone che lasciano il tempo che trovano. No, chi abbiamo? Abbiamo Mattarella, Pio La Torre e abbiamo Salvo Lima. E Salvo Lima è l'uomo di una persona che ha avuto un processo di mafia, che peraltro è stato assolto per decorrenza dei termini, non perché non fosse colluso con la mafia, che era Giulio Andreotti. Allora, questo è il cambiamento della mafia, e la mafia esce dalla Sicilia e incomincia a far capire allo Stato che può fare gli attentati, può dominare lo scacchiere italiano come vuole, perché questa è la sua intenzione, quella di essere il capo. E questo naturalmente scatta un meccanismo di rottura tra quella che è la vecchia politica e la mafia. E allora la politica cerca nuovi referenti, non più nei vecchi partiti, ma cerca di costruire addirittura un partito proprio. Ma siccome non ha la capacità intellettuale e nemmeno ha la capacità, così, la dinamicità per fare una cosa di questo genere, naturalmente si appoggia a quelli. E qui nasce la cosiddetta, che non è vero, Seconda Repubblica, dove nascono partiti nuovi e
In questo senso la metamorfosi della mafia continua. Continua, certo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Allora abbiamo parlato di Pio La Torre, c'è il centro studi di Pio La Torre che ogni anno presenta un'indagine, i risultati di un'indagine sulla percezione della mafia tra i giovani, quindi presenta un questionario a questi giovani e alla fine ne trae delle conclusioni. Allora, se la regia gentilmente è così gentile da proporci queste schede, cerchiamo di capire un po' come ha funzionato. Allora, il 71% dei ragazzi intervistati ritiene che lo Stato non faccia abbastanza per sconfiggere la mafia. Intanto il 30,13% ritiene che il fenomeno criminale potrà essere definitivamente sconfitto, un 43,47%, dunque quindi in maggioranza invece è pessimista, quindi dice la mafia non verrà sconfitta. Andiamo pure a quella successiva. Eccola qua, qui, chi è più forte tra lo Stato e la mafia? Il 52% dice che la mafia è più forte, più influente rispetto allo Stato, il 27% dice che sono alla pari e un 10% dice che lo Stato è più forte della mafia. Andiamo ancora avanti, vediamo, sono 5 o 6, direi possiamo vederle tutte. Rapporti tra mafia e politica. Allora, qui c'è un 93% degli studenti che considera forte il collegamento tra la mafia e la politica, 70% ritiene che la corruzione della classe politica locale sia causa della diffusione delle mafie nelle regioni centro-settentrionali. Ecco, questo è un dato, sicuramente dopo magari vorrei sentire il vostro commento. L'84% dice che le mafie si infiltrano nello Stato, ma questo ormai l'abbiamo capito. 41,46% Stato e mafia coincidono. Allora, prima di vedere anche le altre, Marotta, come commentiamo? Questa è la voce dei giovani, questa è un'indagine che viene presentata tutti gli anni, è stata presentata tra l'altro credo non più tardi di 2 settimane fa al Presidente Mattarella al Quirinale. Il dato relativo appunto alla corruzione della classe politica è un dato che ci può stare, cioè il fatto che con la diffusione delle mafie nelle regioni centro-settentrionali magari la politica, non essendo stata, diciamo, sfruculiata, no? Si dice a Napoli, cioè non gli si è messo l'odore dei soldi sotto il naso fino adesso che magari ce l'ha, più di qualcuno può cadere in tentazione. Il problema c'è ed è evidente perché ci sono delle situazioni, le abbiamo vissute, abbiamo visto le indagini che si sono tenute. Io penso ad esempio all'Interland milanese, dove ci sono stati consiglieri comunali, se non addirittura interi consigli comunali, dove hanno arrestato consiglieri comunali, assessori, perché comunque sia ci sono state infiltrazioni, se non mafiose, ma di 'ndrangheta o comunque insomma, di criminalità organizzata. Io però volevo tornare un attimino anche al discorso che faceva il professor Casen quando diceva che la mafia una volta era una mafia un po' meno diciamo importante, perché comunque sia è vero che sembrava più un fenomeno locale, però io non lascerei da parte e continuerei ad evidenziare che intanto la mafia è stata interessata direttamente dagli americani per fare lo sbarco, cioè al tempo dello sbarco degli alleati sono andati a chiedere ai mafiosi se gli davano una mano sul territorio, non al governo che c'era o non c'era dell'8 settembre, comunque sia sono andati a chiedere ai mafiosi, quindi già questo è un segno di forza. Quello che bisogna anche dire è che c'è sempre stato in quel periodo una grande, la forza della mafia si è andata sviluppando per la debolezza dello Stato, perché c'è stato un momento in cui no, la mafia era debellata, ma sicuramente c'erano dei personaggi che hanno cercato di imporre lo Stato rispetto alla mafia. Io cito, ma credo che lo sappiamo tutti, lo conosciamo tutti, il famoso prefetto di Ferro, no? Il prefetto Mori, durante il fascismo gli hanno detto vai giù e fai quello che devi fare. Lui l'ha fatto e poi è intervenuto il famoso detto in latino promoveatur ut moveatur. L'hanno promosso e lo hanno tolto nel momento in cui stava strangolando la mafia
nel territorio siciliano, con notevole dispendio di forze, di energia, eccetera. È l'unico decennio che non ha fatto morti. Come? È l'unico decennio, quelli dai 30 ai 40, che la mafia non fa vittime. Ma non solo, era riuscito veramente ad assediarla, cioè era riuscito in una cosa che non si è mai riusciti, almeno fino ad oggi. Comunque sia, anche se effettivamente negli ultimi anni, negli ultimi decenni c'è stato un aumento di risorse, perché senza le risorse non si va da nessuna parte, insomma. Gli uomini, mi è testimone l'amico del COISP, non è che possono andare sul territorio e fare le indagini con i motorini, o come diceva il giudice che è stato intervistato, andavano anche a livello personale. Sì. Cioè, io capisco tutto, ma non possiamo arrivare a questo livello qua. E siccome poi non ci sono stati, in quel periodo, voglio dire che la mafia è sempre stata forte, secondo me è stata sempre forte rispetto al periodo che si viveva. Adesso c'è un'altra mafia, ma è comunque forte, anzi io direi non ci sono più morti, per carità di Dio, meglio così. Non volevo interromperti, sì, però volevo farti una battuta. Scusami, è molto aggressiva e credo che sia anche più aggressiva, perché entrando nei gangli della pubblica amministrazione, corrompendo magari anche gente che non... cioè che magari è difficile anche a corrompere, ma si fa corrompere perché comunque l'interesse, il denaro, eccetera... pecunia non olet, dicono, ma, per me non vale, per tutti qua dentro, però magari effettivamente c'è una possibilità in più che qualcuno si faccia corrompere, quindi è molto molto delicata questa situazione per quanto riguarda il periodo. Lui diceva giustamente, quando si fanno anche le attività di indagine, no, per la mafia, si va col motorino personale, la moto del personale, si è fatta queste cose. Siamo arrivati anche oltre adesso, siamo arrivati che per comprarci il vestiario, l'abbigliamento, dobbiamo andare noi a andarcela a comprare, cioè ci mancano gli strumenti, no, ma hanno fatto di anche più. i sottocorpetti. Mi permetto di dire che hanno fatto di più, fanno mancare il rispetto verso la divisa, il rispetto verso le forze dell'ordine, quando un qualsiasi dimostrante di qualsiasi colore politico possa essere, dico politico perché sto pensando ai disordini ultimi che sono stati di Milano, se succede qualcosa a un poliziotto o a un carabiniere, devono fare giusto querela di parte, devono essere loro a querelare, non è lo Stato che li difende. Certo, la procedura d'ufficio, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Certo. Dalmanzio, lo Stato e la mafia coincidono per il 41% dei giovani intervistati, è una percentuale alta. Beh, al di là della percentuale alta, secondo me c'è anche un dato che bisognerebbe rilevare, e che soprattutto nelle regioni meridionali, questo è un dato di fatto, la mafia dà lavoro ai giovani, soprattutto dove è presente forme di criminalità organizzate, pensiamo ad esempio alla camorra, dove i ragazzi dai 13 ai 14 anni vengono iniziati alle pratiche della criminalità, cioè lo spaccio, gli omicidi, e quindi bisognerebbe anche considerare quanto la mafia è fonte di reddito per le nuove generazioni. E sull'altro dato riferito... Quindi da questo punto di vista qui non viene vista in... Bisognerebbe anche considerare anche quella che è il fenomeno attrattivo della criminalità organizzata per le nuove generazioni. Diciamo che il periodo storico in cui viviamo sta accentuando magari l'ingresso dei giovani all'interno delle organizzazioni criminali. Vediamo la slide successiva, che diciamo magari non dice proprio esattamente questo, però dà un'idea comunque, no? La mafia è un fenomeno da combattere per il 31% dei giovani intervistati, da evitare con attenzione l'8,5, da disprezzare il 4,5. Se ci pensiamo, sono percentuali basse. Beh, diciamo che, come dicevamo prima, il professore diceva non si fa la dovuta informazione per quanto riguarda quella che è la gravità del fenomeno. Bisognerebbe continuare con l'opera di legalità, di istruzione della legalità per quanto riguarda le nuove generazioni, perché bisognerebbe essere sempre preparati a conoscere il proprio passato per poter prepararci al futuro. E io credo che la politica da questo punto di vista abbia una funzione importante di sensibilizzazione, di mantenere vivo il ricordo
e di continuare con quella che è la lotta alla mafia, che continua ogni giorno, soprattutto se consideriamo che la mafia, come dicevamo prima, si sta evolvendo verso qualcosa che si addentra sempre di più all'interno della politica. Quindi bisogna anche rimanere, come si dice, al passo coi tempi di quella che è la criminalità organizzata. Io vengo, ho origini, nonostante l'accento me lo tradisca, ho origini meridionali anch'io, ma ho vissuto per qualche anno in Lombardia e ho potuto toccare con mano quella che è l'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno degli enti pubblici. Il comune di Pavia è stato uno dei comuni che ha avuto, diciamo, è stato falcidiato delle infiltrazioni sia a livello dirigenziale che anche a livello amministrativo. Ci sono, diciamo prima, dei comuni che sono stati sciolti, certo, per le gravi infiltrazioni dell''ndrangheta o della mafia all'interno delle proprie istituzioni. Certo. Ladino, Lorini, prego. No, ma una lettura, quando si parla di Stato e mafia, una lettura va data assolutamente nel flusso di denaro che lo Stato oggi ha. Noi abbiamo un apparato statale che è diventato talmente grosso, talmente enorme, talmente elefantiaco, che ritoglie risorse ai privati e gestisce fiumi di denaro. Lì avviene la corruzione e chiaramente l'infiltrazione mafiosa avviene lì, dove le amministrazioni pubbliche appunto hanno questo. Noi per, diciamo, togliere questa modalità e questo tipo di connessione basterebbe avere uno Stato più leggero, uno Stato che non è così importante nella vita di ognuno di noi, che non ci portasse via tutto questo denaro. Non è possibile tutta questa gestione di denaro per poi avere chi serve. Lo Stato, abbiamo sentito, che non ha neanche i soldi per comprarsi il corpetto. Cioè, arriviamo a cose veramente impressionanti, ma è proprio lì. Uno Stato troppo pesante, troppo assetato di denaro, che poi, diciamo, col denaro, il flusso del denaro porta a questi tipi di connessioni. Certo, io volevo un attimo riallacciarmi adesso a quello che aveva detto il professor Casman prima riguardo un po' alla storia della mafia. Abbiamo un intervento di Don Luigi Ciotti, che appunto dopo gli anni 90 ha dato vita a Libera, è una delle associazioni più presenti proprio nella sensibilizzazione con i giovani. È un intervento che ha fatto a Genova qualche mese fa, lo ascoltiamo e scopriremo degli aspetti sicuramente curiosi. Corruzione e mafia in Italia sono le due facce della stessa medaglia, ma è da 400 anni che noi parliamo di camorra, è da quasi 200 anni, ufficialmente 150 anni, che parliamo di Cosa Nostra, da 120 anni che parliamo di 'ndrangheta. Ma vi devo dire, ma sono cose che voi mi insegnate, come è necessario lo studio, la ricerca, il fare cultura, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, ma c'è anche una storia. E se vado a prendere la storia, vi porto solo due particolari che diventano molto importanti per arrivare al tema, ma si arriva leggendo i nostri contesti, i cambiamenti, le trasformazioni. Quando qualcuno mi dice non dicono mai, il problema della mafia è un problema del Sud, per anni l'abbiamo sentito dire. E quando vengono quelle stragi nasce Libera, perché nasce per dire a tutto il Paese che non è un problema che si deve relegare a alcune zone geografiche del nostro Paese, ma è un problema che è trasversale a tutti. È trasversale a tutti. Ma attenzione, 1900. Don Luigi Sturzo disse, 1900, Don Luigi Sturzo disse, lo cito testualmente, la mafia ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma. 1900. E poi, lasciatemi dire, con un'impressionante profezia, Don Luigi Sturzo, che fonderà la Democrazia Cristiana, quella che ha fatto per anni bene, poi c'è un po' di tutto anche lì, ecco, e poi con un'impressionante profezia dirà queste parole. Vi prego di non dimenticarle perché è stato profetico. Dirà che la mafia diventerà più crudele e disumana. Dalla Sicilia risalirà l'intera penisola
per portarsi anche al di là delle Alpi. Questa è la storia. È la storia che la gente deve conoscere. La cultura è fondamentale. È fondamentale, come è fondamentale non dimenticarci che i corleonesi sono bergamaschi e bresciani. E ve lo dimostro, è un fatto storico, perché nel 1237 alcuni gruppi di ghibellini lombardi ripopolarono parti del territorio siciliano. Dopo l'esilio delle popolazioni arabe, gli arabi se ne erano andati, e allora i flussi migratori nei secoli, i flussi migratori che ci hanno accompagnati sempre, ora hanno una dimensione più mondiale, ma è la storia che ha visto l'interno del nostro paese per secoli. Tant'è vero che le fonti storiche raccontano che i corleonesi, presenti nei Vepri siciliani nel 1282, parlavano un dialetto bresciano e bergamasco. E allora Paolo Damberger, sono parole che colpiscono. Ma io dico che si potrebbe fare anche una piccola formazione a livello della scuola, cioè nelle scuole nostre statali poco si parla, poco, a parte i sondaggi, però non c'è una cultura. Chiedo scusa, perché statali? Tutte le scuole, scusami. Sì. Non c'è una cultura, proprio come si diceva, e parlarne un po' con i docenti e con i ragazzi. Si devia sempre perché è un argomento un po' difficile, un po' magari complicato, eccetera. Invece bisognerebbe formare i nuovi ragazzi, le nuove leve e capire cos'è, cosa che mi pare non rientri nei programmi, non rientri nella... O forse è questa storia che non viene raccontata. Bravo. Questa storia non viene raccontata. Sicuramente no, ce ne sono anche delle altre. Diciamo come primo approccio che il fenomeno di cui stiamo parlando è estremamente complesso. Però rifacendomi all'escursus storico fatto dal professor Casel di quello che è successo quando sono arrivati gli alleati in Sicilia e hanno preso contatti con la mafia, e io aggiungerei che il numero di telefono del capomafia gliel'ha dato Lucky Luciano, però. Quindi evidentemente il problemino dei rapporti in qualche maniera oscuri tra autorità costituita e mafia forse stanno anche altrove. Certo, io dico una cosa, l'indagine che lei ha presentato parla di percezione. Sì, certo. Ma questo è interessante, però io mi fermerei su questo aspetto perché è proprio un problema di percezione. La percezione è fatta dai comportamenti che io vedo nella controparte, e allora io mi sentirei di dire che lo Stato, spero, vorrei che non fosse colluso con la mafia, però ci mette tanta buona volontà nel farsi percepire male. Quindi voglio dire, è chiaro che specialmente i giovani che non trovano lavoro, i pensionati che si vedono denegati magari i loro diritti, adesso recentemente, insomma certe cose le percepiscono male. Preferisco non parlare di come si sta comportando magari l'aspetto di incasso tributario dello Stato, Agenzia delle Entrate oppure Equitalia. Fra qualche anno qualcuno ci dirà si sono comportati male, ma era un'esigenza di quel momento. Ma io voglio solo dire una cosa, ho sentito il ministro Padoan dire che la Corte Costituzionale male ha fatto in fondo a non tener conto delle esigenze di cassa che ha lo Stato. Un ministro della Repubblica, come? Aberrante. Sì, un ministro della Repubblica, anche se lo pensa, non lo deve dire, perché è questo che fa crescere quelle percezioni negative dello Stato. E se poi dopo aggiungiamo quello che si era detto all'inizio, che è stato ridetto, che uno poi trova più soddisfazione rivolgendosi alla mafia piuttosto che non allo Stato, beh, purtroppo poi il gioco è fatto. Certo, dobbiamo dare in pubblicità. Torniamo subito, tra poco TV7 Match.